Siamo da Cantiere Daniele Manin in Giudecca e qui ho avuto modo di interagire con l'imprenditore Stefano Crosera e con il collettivo artistico e gli impresari. Il lavoro che abbiamo svolto insieme è stato a livello di mediatore molto interessante perché mi sono ritrovata in una situazione di osservazione reciproca. Siamo un collettivo artistico dal nome Gli Impresari. Abbiamo iniziato un percorso all'interno di questo contesto aziendale per innestare la nostra pratica artistica. Innestare pratiche artistiche in contesti aziendali è un qualcosa che ha a che fare comunque con il tessuto culturale italiano. Nel nostro caso abbiamo sfruttato questo materiale nobile, il rovere, per realizzare una scultura che ospiterà una serie di insetti. Durante la performance Giacomo Mercuriali musicherà in presa diretta i movimenti di questi insetti che sono contenuti all'interno di questa scultura. Questa esperienza, questo gruppo, mi ha molto meravigliato. L'esperienza di questi ragazzi è stata molto positiva per il nostro cantiere, soprattutto quando gestivano queste macchine e la loro praticità che dimostravano nel tagliare questo legno che è molto consistente. Il nostro rapporto è stato spesso rapporto fatto di cose pratiche, cioè anche di consigli rapidi, non di quella comunicazione che secondo me spesso viene attribuita a rapporto tra impresa e artista, proprio perché credo che questo tipo di rapporto sia qualcosa che accade solo in particolari momenti e in particolari contesti. Quello che è stato molto interessante e bello è l'idea di appunto recuperare delle pratiche che probabilmente nel mondo di noi giovani sono in disuso, quali la falegnameria di un certo tipo. Stefano ha avuto questa, brillante idea di recuperare queste bricole che altrimenti sarebbero andate al macero, quindi ridare un po' in qualche modo un valore ad una storia e sicuramente ad un oggetto che in qualche modo è stato fondamentale e funzionale all'ecosistema e alla società veneziana. Abbiamo iniziato un rapporto, ecco, non abbiamo concluso il rapporto, ma si è appena innescato. Infatti Stefano ci ha dato la disponibilità totale anche in futuro di fare riferimento a lui e quindi per noi che siamo degli artisti che comunque lavoriamo principalmente su questo territorio diventa chiaramente strategico e piacevole anche.